Telespettatrici e telespettatori di TV7, una buona serata, bentrovati ad un nuovo appuntamento con Il Sindaco Risponde. Buonasera anche al Vice Sindaco di Padova Andrea Michalizzi che ci ha raggiunto nei nostri studi. Buonasera Vice Sindaco. Buonasera a tutti. Vice Sindaco, noi tra un po', come di consueto, entreremo nelle tematiche relative alla città, però oggi non possiamo esimerci dal dedicare una parte di questa puntata a quella che è stata la giornata di oggi, una mattinata molto intensa per la città, ma non solo per la città, perché a Santa Giustina si sono celebrati i funerali di Giulia Cecchettin, credo una decina, circa 10.000 persone presenti, insomma numeri veramente importanti. Gli ultimi aggiornamenti ci davano questa mattina 8.000 presenze, ma vedere il colpo d'occhio secondo me era anche qualcosa in più. Insomma, una vicenda, Vice Sindaco, che ha toccato veramente il cuore di tutti, e l'ultimo saluto di questa mattina lo ha dimostrato. Sì, oggi è stata una giornata emotivamente molto, molto forte, grande commozione. Insomma, è stato forte essere lì oggi. C'erano tanti rappresentanti dell'amministrazione comunale, ma tanti sindaci, tanti amministratori locali, consiglieri regionali, c'era il presidente Luca Zaia, sindaci degli altri capoluoghi, ovviamente Giordani, forze dell'ordine, autorità varie, c'era il ministro Nordio, quindi presente anche il governo. Questo per significare che questa vicenda ha toccato, come dire, non solo le corde emotive, ma ha scosso molto. Ma poi c'era un mare di gente, Santa Giustina è la terza chiesa più grande d'Italia, è basilica, ma anche fuori i maxi schermi in Prato della Valle, che è tra le piazze più grandi al mondo. Insomma, c'erano tantissime persone, un abbraccio della nostra comunità, non dico città perché sono convinto che c'erano tantissime persone. C'era molto di più rispetto alla città. Solo a vedere i sindaci che, come dire, rappresentano in modo plastico, insomma, di fianco a me c'era il sindaco di Treviso. Guarda, queste immagini sono veramente indicative fino all'Isola Memmia praticamente. Uscire dalla basilica è stato proprio una sensazione, insomma, di una vicenda che ha toccato i cuori di tutti, e questo è stato importante perché, insomma, quello di Giulia non è l'ennesimo femminicidio, non è un numero in più rispetto a quelli che stiamo contando, è una vicenda che, a differenza degli altri, a questo punto non voglio neanche domandarmi più per quale motivo, però ha scosso più degli altri e ha fatto saltare, come dire, scattare una molla diversa di riflessione. E l'obiettivo, credo, Vice Sindaco, però sia che questa molla che è scattata adesso sia veramente l'inizio di qualcosa di diverso, di un percorso diverso per il nostro Paese, per la nostra società, sul fronte della parità di genere, sul fronte del rispetto, sul fronte dello stop alla violenza da qualsiasi punto di vista, perché alla fine, diciamocelo, anche questo un po' il messaggio che è corretto far passare in questo momento. E chissà che queste immagini siano davvero l'inizio di un nuovo percorso per la nostra società. Di ogni tipo di prevaricazione, di un presunto forte verso una persona più fragile per la qualsiasi motivazione. Alle volte la fragilità può essere solo fisica o di atteggiamento, non per forza, ma tenendo anche ben a fuoco la questione dei rapporti fra i sessi e del rapporto tra l'uomo e la donna e dell'uomo con la donna. Deve essere un elemento di riflessione importante, un momento di riflessione che coinvolge gli uomini, non può più essere una questione relegata a gruppi femminili o discorsi tra donne. Questa questione riguarda gli uomini perché riguarda la sicurezza, la stabilità e la forza della nostra comunità, a partire dalle nostre famiglie, da come stiamo insieme, da come ci si parla in casa, passando per i luoghi di lavoro, dove anche lì passano tante discriminazioni in modo
tacito, in modo quasi ormai consolidato, fino a meccanismi più complessi della società. Un'altra cosa che mi ha colpito molto, tengo la parola... Certo, anche perché secondo me è quello che le stavo per chiedere, vediamo se ha ragione. La cosa che ha colpito molto tutti è stato il discorso del papà di Giulia. Assolutamente. Gino, una persona davvero che ha manifestato una grande profondità, una grande maturità. Ecco, che la interrompo, scusi, Zaia col ministro Nordio, il presidente del Consiglio regionale Ciambetti, insomma diciamo c'è anche dietro Alessandro Zan, il deputato, insomma questo a confermare quello che diceva lei poco fa, presenza anche delle istituzioni un po' a tutti i livelli, il presidente dell'Anci Veneto Conte che era seduto appunto di fianco a lei, e quindi ecco, questo solo per confermare veramente la presenza istituzionale. Si pensava tra l'altro ci potesse essere almeno uno dei due tra il capo dello Stato Mattarella e la Premier Meloni, così non è stato, però insomma non sono mancati i rappresentanti di tutte le istituzioni. Diceva pure del discorso del papà di Giulia. Dicevo, ma ci torniamo, ma insomma la presenza istituzionale è stata importante, una presenza anche silenziosa, non era una passerella, questo lo si è visto, era una presenza doverosa, sentita. Assolutamente, anche perché ai microfoni non ha parlato praticamente nessuno e anche questo credo sia abbastanza significativo del momento. Perché tutti hanno vissuto il momento, stare là dentro si percepiva, una carica emotiva fortissima e una posta in gioco insomma molto, molto importante. Dicevo, a guida di questo appunto c'era il papà di Giulia, Gino, quest'uomo che ha mostrato una grande profondità, una grande solidità. L'ho visto padre di Giulia, ma padre di due figli che erano al suo fianco, lui li ha tenuti abbracciati tutto il tempo, l'ho visto molto padre a tutto tondo di una figlia che non c'è più e di altri due figli, e quindi posarsi sulle spalle insomma anche il carico emotivo di una famiglia che guida da solo, perché il padre di Giulia per una sorta di destino veramente beffardo è rimasto vedovo poco tempo fa, quindi insomma probabilmente una persona che ha già caricato un lutto sulle sue spalle, quello dei suoi figli che sono comunque molto giovani, piuttosto importante. Il discorso del papà di Giulia è stato un discorso alla figlia, carico di amore, ma è stato un discorso pubblico poi, un discorso pubblico all'altezza del momento e delle autorità, come dire, presenti, un monito quasi, una scossa sul fatto che il sacrificio della figlia non doveva in qualche modo contribuire a cambiare, deve contribuire a cambiare qualcosa in questa società. Probabilmente è il modo con cui lui, la sua famiglia, trova anche, come dire, più ragioni rispetto al dramma che stanno vivendo. E forse dà forza loro per affrontare questo momento così difficile. E poi il momento difficile per loro purtroppo arriverà dopo, forse nei prossimi giorni, le prossime settimane, però intanto sta dando loro una grande forza tutto questo. Ma lui ci sta aiutando a mettere a fuoco bene il tema, e quindi questa lucidità insomma si fa notare in una persona che comunque evidentemente è scossa per quanto accaduto. Quindi un discorso, il discorso del padre, ma un discorso pubblico sul tema del femminicidio, sui rapporti della famiglia, su come la società deve affrontare, utilizzando, come dire, l'opinione pubblica, quindi i media, ma anche le agenzie educative, la scuola, le forze dell'ordine preparate a rispondere, anche ad accorgersi di queste situazioni. Insomma, un discorso completo, devo dire, che mi ha colpito, mi ha stupito, e lo ringrazio insomma per come ha voluto affrontare questa cosa. Credo che tutti quanti insomma siamo stati colpiti da questo. Io penso che quel discorso vada ascoltato in più sedi, fatto girare anche
nelle scuole, perché è stato molto forte. E credo che sicuramente sarà così. Tra l'altro, volevo dare anche quest'altro spunto, insomma, un altro momento molto toccante è stato un momento che è partito, fatalità, ancora una volta da quella che è stata un'indicazione della famiglia. Mi riferisco alla sorella Elena. Ci ricordiamo già dai primi giorni dopo il ritrovamento del corpo senza vita della sorella che invitava tutti non a fare silenzio ma a fare rumore. Ebbene, vedere 10.000 persone che fanno tintinnare le chiavi all'uscita della bara da Santa Giustina, anche qui la famiglia, questa volta però dal punto di vista della sorella Elena, che si fa portatrice di un messaggio e tutti vogliono esserci, vogliono compiere questo gesto simbolico ma anche molto importante, un gesto di vicinanza. E anche questo è stato secondo me un altro momento veramente molto toccante, un altro momento chiave di quella che è stata la mattinata a Santa Giustina. Sì, io voglio dire anche, voglio spendere parole, insomma, per quanto mi è possibile, anche di incoraggiamento e di sostegno alla sorella che sta affrontando un ruolo e un'età diversa dal padre, ma io penso che lei impersonifica bene questa voglia di urlare questo dramma. Questa ribellione è un paradigma che non deve più esserci. E provo pena per chi, come dire, stigmatizza un po' questo tipo di atteggiamento, ma chi colpito da una cosa di questo tipo non manifesterebbe, come dire, rabbia indirizzata comunque a un messaggio che è un messaggio lucido. E lo si vede da come quella generazione, la generazione di Elena, sta reagendo, è coinvolta, ed è bene che sia così. E quindi evviva anche chi urla, chi fa rumore in questo momento, perché cambia anche un paradigma, cioè non è più, anche in Consiglio Comunale per esempio, non è la prima volta che si ricorda un evento drammatico, una morte, e quindi si fa il minuto di silenzio. Consiglio Comunale abbiamo fatto un minuto di rumore, in qualche modo si è cambiata una simbologia, segno che qualche cosa è scattato. Questa è una mia speranza che, certo, come dire, affermandola, insomma, ci fa tenere presente anche ancora di più questo punto. Non voglio invitarla a fare polemiche, vice sindaco, però le chiedo, si riferiva al consigliere regionale Valdegamberi poco fa, che è intervenuto anche oggi, ha detto che è stato solo uno show mediatico, questi funerali così trasmessi in diretta, insomma, da molte emittenti, tra cui ovviamente anche noi. Non so se si riferiva un po' anche al consigliere Valdegamberi, consigliere regionale. Non voglio spendere un secondo del mio tempo per parlare di Valdegamberi, ma mi riferivo in modo generale a, come dire, un approccio che si è sentito. È sacrosanta questa rabbia di una generazione che per fortuna si sta scuotendo, si è mobilitata, oggi era pieno di ragazze e di ragazzi. Questo, come dire, è un segnale anche di speranza, di positivo che le giovani generazioni ci danno. Poteva passare nell'indifferenza come altre volte. È bene che siano colpite. Allora, reagire anche con rabbia e con forza è umano in una situazione di questo tipo. Ma in maniera molto civile, perché abbiamo visto le piazze in questi giorni, in queste settimane, sono sempre stati all'insegna della presenza numerosa, ma del rispetto, del silenzio, una candela, magari un canto, un coro, però veramente ribellione, ma nella delicatezza, nel rispetto di quello che deve essere la vita civile, insomma. Nessuna parola è stata mai fuori posto, insomma, e io ho partecipato alla fiaccolata a Vigonovo e a quella di Torreglia. Di Torreglia, sì. Scusate, ho avuto un lapsus, a quella di Vigonovo e a quella di Torreglia. Entrambe erano manifestazioni silenziose, stavo per dire pacifiche, ovviamente pacifiche, silenziose, rispettose, con
parole assolutamente condivisibili. A Vigonovo mi ha colpito anche la presenza dei due padri. Certo. Non è ancora ben chiaro se ci fosse il papà di Filippo alla giornata, insomma, alla messa, insomma, di questa mattina ai funerali, però al di là di quello la sua presenza è stata importante anche alla fiaccolata precedente, appunto. Certo, poi ora da tutte le fasi di interrogatorio in poi si entra anche in una fase in cui insomma si approfondisce, diventa più difficile, come dire, anche affrontare quell'aspetto. Assolutamente. Vice Sindaco, ci prendiamo una breve pausa, chiudiamo insomma questo argomento per oggi perché sono sicuro che continueremo a parlarne in futuro. Non è stato facile vivere la giornata di questa mattina, credo non sia stato facile neanche ricordarla in questo momento. Ci prendiamo una pausa, poi cambiamo completamente argomento e parliamo di Padova. A tra poco, rimanete con noi.